Al via i cavalli della terza corsa, un bel miglio per puledri di 2 anni, fra i quali spicca l'imbattuta I Love America, che è anche la favorita. Lo schieramento: 1 Invictus Caraf, 2 Indro LL, 3 Italo Baba, 4 I Love America, 5 Isabel Femar, 6 Itaca Trio, in seconda linea 7 Indica Jet. Favori, come detto, per I Love America Francesco Facci in sediolo. Macchina che accelera con la velocità iniziale proprio di I Love America, che in breve si porta a condurre nei confronti di Italo Baba, che però finisce con lo sbagliare e così lascia Indro Numero LL in 1 seconda Invictus posizione. Caraf squalificato. Numero 3 Sbagliato Italo anche Baba squalificato. Invictus Caraf, e così primi 200 metri per la favorita in 15,7, la seconda posizione per Indro LL. Poi vediamo Itaca Trio, che precede Indica Jet. Il quarto iniziale, intanto in totale decelerazione da parte della leader in 32,4. In vantaggio dunque Love America. Indro LL si mantiene in seconda posizione davanti a Itaca Trio e Indica Jet. Poi segue Isabel Femar, 600 metri iniziali in 49,3. I Love America bada al sodo, continua a camminare a rilento e così dalla terza posizione accenna per un attimo a muovere Itaca Trio, poi torna sotto. Gli 800 sono completati in 1,5,3 da 1,21,5. Si affronta così la penultima piegata, sempre in fila indiana i 5 concorrenti rimasti, condotti da I Love America, che ha in schiena Indro LL. Il chilometro è percorso nell'ordine dell'1,21,7, ancora un 16,4 di parziale. A questo punto Indro LL accenna a muovere in anticipo su Itaca Trio, che ha fatto la mossa. 400 alla conclusione, ora spara un parziale svelto in 14,9 la leader. Rimane lì Indro LL, mentre si è scoperta Itaca. I Love America continua a guidare tranquillamente al completamento delle piegate, un parziale ancora in 14,9 per entrare addirittura d'arrivo. Indro LL in seconda posizione, poi in terza c'è Indica Jet, finale con I Love America che allunga ancora e vince. La terza a seguire, imbattuta rimane I Love America, secondo posto per Indro LL, al terzo Indica Jet 1,18, 29 secco a chiudere con 14,1 per la retta d'arrivo. Per questa Jean-Pierre Barjon veramente eccellente, che vince per la terza volta consecutiva, 3 uscite e 3 vittorie in vita. I Love America. Francesco Facci in sediolo, Cristian Rizzo al training e, come detto, Jean-Pierre Barjon il titolare. Rivediamo la retta d'arrivo, 14,1 per gli ultimi 200 metri. I Love America si conferma reginetta del Savio.